Nonostante negli ultimi anni il mercato del lavoro in Veneto si sia ripreso rispetto alla grande crisi del 2009 al 2013, abbiamo ancora oggi situazioni di crisi aziendali diffuse e che purtroppo con la congiuntura di difficoltà internazionale rischiano di aggravarsi nei prossimi mesi. E però c'è un paradosso che rischia di verificarsi se non si riuscirà a dare una programmazione coerente al sistema del mercato del lavoro, perché noi rischiamo di avere figure professionali che vengono espulse dai settori produttivi perché magari non hanno più le competenze adeguate per ricollocarsi, e dall'altra parte abbiamo un numero sempre crescente di aziende ma anche di pubbliche amministrazioni che hanno bisogno di competenze che non riescono a reperire. Quindi c'è una sorta di mancato incontro fra la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro che ha bisogno di essere accompagnata e risolta con un ripensamento del sistema della formazione. Ecco, quindi per la CISL serve costruire una task force che metta insieme la Regione, gli attori della rappresentanza del territorio, gli attori della formazione, per costruire un progetto che guardi non nei prossimi mesi ma guardi da qui a 5-10 anni per costruire le competenze di cui avremo bisogno.